Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha fatto un sopralluogo questa mattina nelle zone del Trapanese colpite dai forti nubifragi che si sono abbattuti negli ultimi giorni. Il neogovernatore è stato accompagnato dal prefetto e dal sindaco di Trapani, oltre che dal commissario straordinario del comune di Misiliscemi. Schifani si è recato nel Trapanese per ascoltare le richieste delle amministrazioni e dei cittadini insieme al capo della protezione civile regionale Salvo Cocina. Successivamente ha raggiunto la città di Trapani, dove ha incontrato una ventina di minori stranieri di un centro di accoglienza evacuati nei giorni scorsi in elicottero perché la struttura era stata inondata dall'acqua. Si è insediato oggi il nuovo procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia. La cerimonia si è svolta nell'aula magna della Corte d'Appello del capoluogo siciliano. Il neoprocuratore è campano, ha 61 anni ed è stato a lungo PM a Palermo. Successivamente ha lavorato nella Direzione Nazionale Antimafia e infine a capo della Procura di Messina. Dopo la cerimonia, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha pubblicato un post su Facebook per complimentarsi con De Lucia. A lui il mio sincero augurio di tutta l'amministrazione comunale e di un buon lavoro, si legge. Passiamo ai dati relativi al Covid in Sicilia. Stando agli ultimi aggiornamenti, nell'isola rispetto a ieri si assiste ad un incremento di 400 attuali positivi. I nuovi casi in totale sono 1257, 856 guariti, si registra anche un decesso. Per quanto riguarda i contagi per singole province, Catania è in testa con 310 nuovi casi, seguita da Palermo con 274 e da Messina con 218. Si è fermato il flusso lavico in corso sullo Stromboli da domenica scorsa. A renderlo noto il centro operativo avanzato del comune di Lipari. Gli esperti segnalano che non si registrano più crolli sul fronte della scena del fuoco e che dell'attività esplosiva ordinaria è scesa a livello basso. Prosegue ancora invece l'attività di spattering del cratere Nord 2, ma in modo più lieve rispetto agli ultimi giorni. Nonostante la situazione non risulti preoccupante, continua a essere vietato l'escursionismo libero sul cratere. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con il TG Flash alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.